Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo APOVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. Comincia una nuova puntata di Cronache Trevigiane, siamo al Vinitaly 2012, un Vinitaly pieno di argomenti, di stimoli e davvero di novità e molta positività. Parlando di novità, ce n'è una davvero che ci ha stupito, ovvero l'unico vigneto vero, vivo, che sta davvero respirando quest'area del Vinitaly 2012 è in questa azienda, Terre di San Rocco. Siamo a Roncade, idealmente con il titolare Nicole Renato, che ci accompagna in questa straordinaria avventura che parte ovviamente dal vigneto, o meglio dalle radici di questi vitigni. Sì, è vero, abbiamo portato il vigneto in fiera perché amiamo ancora la verità. L'abbiamo portato vivo, come vedete, e ha assunto, diciamo, un tono diverso perché non si vede da nessuna parte. Vorremmo ancora brindare con i nostri vini vicino ai vitigni e in mezzo ai vigneti. Stupendo un po' ovviamente la gente e anche gli stessi addetti ai lavori. Partiamo da 15 anni fa circa? Sì, la nostra storia parte 15 anni fa con questa piantagione di cui siamo partiti per ottenere da queste terre vocate che noi possediamo dei prodotti eccellenti. Ma come si fa a fare prodotti eccellenti? Siamo partiti nella piantagione, in questa piantagione, e abbiamo portato le viti in questa situazione. Non abbiamo mai concibato dal giorno che le abbiamo piantate. E questo stentiamo a crederlo. Guardi, il terreno è ricco di minerali, di prodotti organici, naturali, che non ha bisogno di nessuna concimazione. Quindi voi per 15 anni avete lasciato che la natura compisse il proprio ciclo. Non solo, guardi la vegetazione che ha questo vigneto senza avere alcun bisogno di alcun genere di alterazione di concimazione. Io davvero la ringrazio per questa testimonianza, per averci accompagnati ovviamente nelle vostre attività di azienda che cura molto lo stato naturale poi di questo prodotto vino. Noi vi ringraziamo, ma cogliamo l'occasione per lanciare questo servizio che ci dà i numeri di questo Vinitaly 2012. A tra poco. Vinitaly sempre più la fiera del vino per eccellenza. L'evento veronese anche nel 2012 si conferma la più grande rassegna del settore con numeri da primato di grande vetrina internazionale. Una 4 giorni da record con oltre 140.000 visitatori provenienti da 120 paesi, segnando in particolare una crescita di un 35% della presenza straniera. Una scommessa vinta dunque la nuova formula dalla domenica al mercoledì, premiata dai 4.300 espositori diretti e totali che hanno occupato i 12 padiglioni distribuiti sui 95.000 metri quadrati della Fiera di Verona, registrando un più 4% rispetto allo scorso anno e contando per la prima volta sulla partecipazione di paesi come Uzbekistan, Moldavia, Azerbaigian e Armenia. E a fianco al Vinitaly che amplia ulteriormente i suoi confini c'è quello che vede il grande ritorno di Stati Uniti e Canada e l'ingresso della Cina nella top 10 della manifestazione. Massiccia anche l'affluenza dei media provenienti da oltre 45 paesi, USA, Germania e Russia in testa, per un totale di 2.500 giornalisti accreditati in rappresentanza di circa 170 radio e TV, 105 quotidiani e 110 testate online. Non solo vino d'altra parte al centro del Vinitaly, ma anche convegni, conferenze, iniziative e degustazioni di vario genere e di vari prodotti. Grandi novità inoltre come Vivit, la rassegna dedicata ai vini prodotti da agricoltura biologica e biodinamica, e l'assoluta conferma del Prosecco come prodotto di punta del settore. Un successo globale che ha fatto delle bollicine made in Veneto un'etichetta da tutelare contro le tante imitazioni. E rientriamo ancora in questo studio ideale dedicato al Vinitaly 2012. Abbiamo sentito quindi prodotti che
sappiano esprimere la terra d'origine. Beh, allora non potevamo non incontrare Desiderio Bortolin della Ciao, Bortolin Angelo Spumanti e saliamo i declivi collinari di Valdobbiadene ed esattamente dove arriviamo. Arriviamo a Valdobbiadene, a Guia naturalmente, dove ha sede la nostra azienda. Territorio straordinario, tu dicevi appunto i declivi, qui lavoriamo completamente a mano la nostra terra, terre importanti, terre storiche, terre che ci donano un prodotto straordinario come il Valdobbiadene DOCG. Certamente, ed è questo che richiama molto l'attenzione, per quella DOCG, diciamo, un prerequisito di grande qualità, di grande passione e soprattutto di prodotti che sanno colpire non solo gli appassionati, anche chi si avvicina per la prima volta ai nostri prodotti. Viene riconosciuto in maniera assoluta fin dal primo momento che lo si assaggia. Il Valdobbiadene DOCG ha delle caratteristiche uniche ed inimitabili, diverse da qualsiasi altro tipo di spumante. Un prodotto che ha una fruibilità straordinaria e che può essere usato in qualsiasi momento della giornata, quindi accontenta tutti i palati e tutte le persone. Ecco Desiderio, la tua azienda è cresciuta, ha guardato ovviamente oltre gli aspetti commerciali anche quelli della comunicazione, una bellissima partecipazione a Sanremo, dietro c'è un'immagine chiara dove tu versi il tuo prodotto alla vincitrice di Sanremo. Certo, portare un prodotto così straordinario come il Valdobbiadene DOCG e affiancarlo all'eccellenza italiana come la musica è stato per me un onore e una soddisfazione immensa. È stato assaggiato da tanti artisti durante il Festival di Sanremo e non solo, tanti giornalisti, tanto entourage della canzone ed è stato apprezzato veramente da tutti quanti. Grazie a Desiderio Bortolin, alla Bortolin Angelo Spumanti, noi ci fermiamo qui, un altro servizio di cronache trevigiane e poi le conclusioni dal Vinitaly 2012. Ascotrade sferra un altro colpo alla crisi. La Multiservizi di Pieve di Soligo continua la sua sfida nel libero mercato mettendo sul piatto una nuova opportunità per i cittadini trevigiani. Si tratta del bonus CGL, frutto dell'accordo tra Ascotrade e la sezione trevigiana dell'associazione sindacale. Gli utenti del CAF CGL che diventeranno clienti della società del gruppo Ascopiave sia per il gas che per l'energia elettrica avranno uno sconto di 10 euro sulla prima bolletta del gas. L'accordo è legato alla promozione di Forza Doppia, la formula di gas più energia a prezzi anticrisi varata da Ascotrade, che attraverso il presidente Stefano Busolin saluta positivamente la collaborazione con CGL. Abbiamo unito le forze, in questo caso possiamo dire Forza Doppia, la forza di Ascotrade assieme alla forza di CGL. Siamo presenti nel territorio, raddoppiamo la nostra presenza con i 16 sportelli di CGL, ci auguriamo che anche in questo caso i cittadini trevigiani rispondano, facciano il contratto con noi, aderiscono alle nostre iniziative che sono fortemente rivolte a combattere la crisi e a creare sconti e opportunità per i trevigiani. Soddisfazione da parte del sindacato trevigiano, il segretario Paolino Barbiero sottolinea il valore di Ascotrade quale azienda vicina al territorio. Noi facciamo due operazioni, da una parte aiutiamo le famiglie più deboli, dall'altra parte se aumenta l'attività di questa società ci saranno maggiori dividendi per i comuni e quindi come sindacato agiremo perché questi dividendi siano redistribuiti sempre alle persone che stanno in questo territorio. L'accordo si aggiunge a quello siglato lo scorso novembre che prevede uno sconto di 150 euro l'anno alle famiglie con reddito ISEE inferiore ai 15.000 euro. Un'opportunità di cui nel 2011 hanno beneficiato oltre 4.000 trevigiani a conferma della sensibilità di Ascotrade verso il problema della crisi economica. Pierluigi Cacco del CAF CGL apprezza lo spirito dell'iniziativa. Quindi ogni cosa possa portare dei benefici ai nostri iscritti, ai nostri utenti, alle famiglie e ai lavoratori, trova noi insomma impegnati seriamente ad affrontarlo in maniera appunto accurata e seria e professionale anche. Rientriamo in questo studio ideale dedicato al Vinitaly 2012, siamo un po' a caccia delle eccellenze per anche comprendere i gusti di questo 2012 dei consumatori dove vanno a soffermarsi e la parola d'ordine è Prosecco. Non potevamo allora non venire qui in casa della Mionetto, un'azienda, buona giornata intanto all'enologo di Mionetto, direttore tecnico del Savio. Allora, dico Prosecco, dico una storia che per Mionetto dura da 125 anni. Infatti sì, 125 anni di storia celebrata proprio in questi giorni. La storia del Mionetto nasce appunto nel 1887
ed è arrivata fino ad oggi con grandi soddisfazioni, a essere un'azienda che in annate particolarmente difficili come quella che è stata il 2011 è riuscita comunque a fare un più 7% di vendite, di fatturato, a essere importatore dell'anno negli Stati Uniti e quindi un'azienda che si sta proponendo nel mercato mondiale come essere la leader nel Prosecco. Infatti, analizzando un po' i mercati, il Prosecco sta ottenendo soddisfazioni dalla Russia, l'Inghilterra, ma anche nei paesi dell'est. Lei mi diceva che è particolarmente colpito da determinati fenomeni commerciali. Sì, un fenomeno commerciale abbastanza strano che abbiamo visto crescere all'interno della nostra azienda è quello dell'esportazione anche in paesi quali la Romania. Il nostro fiore all'occhiello, diciamo, del nostro Prosecco di OCG oggi è venduto molto bene nella ristorazione di Bucarest, oltre a questo stato anche poi in Turchia, in Grecia, in paesi quindi dove tradizionalmente fino a qualche anno fa non si beveva Prosecco, ma oggi lo si consuma probabilmente proprio per la sua facilità, perché è un prodotto easy. Allora, io la ringrazio davvero per questa testimonianza e abbiamo anche scoperto in questo viaggio nel Vinitaly che il Prosecco viene esportato e venduto anche in Francia, un altro fenomeno destinato a cambiare le carte in tavola a livello mondiale. Ci fermiamo qui, un servizio di cronache e poi ancora Vinitaly 2012, a tra poco. Sboccia la primavera del Prosecco a Col San Martino, dove è stata inaugurata la 56esima mostra del Valdobbiadene di OCG. L'evento, il più antico tra quelli appartenenti al cartello Primavera del Prosecco, organizzato dalla locale Proloco. Fino al 15 aprile degustazione, arte, premi e tanti altri eventi collaterali per una mostra che ha come grande protagonista il vino con le bollicine. Anche quest'anno sono numerosi gli espositori coinvolti, come ci spiega il presidente della Proloco di Col San Martino, Stefano Pola. La mostra è divisa in due settori, quindi il vino della tradizione e il Valdobbiadene di OCG spumante. Abbiamo 41 aziende espositrici per il vino della tradizione e 72 aziende spumantistiche, quindi riservate quindi al Valdobbiadene di OCG spumante, e 142 spumanti in degustazione. La grande novità del 2012 è l'intitolazione di una sala allo scultore Carlo Bagliana, da 50 anni grande amico della mostra di Col San Martino, prosegue Stefano Pola. Fa parte in pratica della famiglia, è un pezzo, un mattone di questa mostra, e quest'anno, proprio oggi, dopo l'inaugurazione, in pratica inauguriamo la sala dedicata a lui, la sala degli spumanti, che viene dedicata appunto allo scultore Carlo Bagliana, scultore del vento. Commozione e soddisfazione ovviamente da parte dell'artista Carlo Bagliana. Sono per ringraziare la Proloco di Col San Martino di questa bellissima mostra che da 50 anni la seguo, con i premi, con altri suggerimenti a livello culturale e con mostre collettive. È per me un onore avere una sala spumanti dedicata al mio nome. Una tradizionale festa del vino che in 56 anni è cresciuta e si è evoluta, divenendo un evento da 50.000 presenze ogni anno e una straordinaria vetrina per il prodotto del territorio, il Prosecco. Un evento che ha la sua forza nel lavoro della Proloco, cui va il ringraziamento di Giuseppe Nardi, sindaco di Farra di Soligo. Penso che sia una mostra che si deve portare avanti, che è l'immagine un po' del territorio, quindi del turismo sul territorio, per cui questa è l'occasione per ringraziare anche chi organizza la mostra e quindi la Proloco di Col San Martino in primis, che si deve fare per valorizzare il nostro territorio e il nostro prodotto. Rientriamo in questo studio ideale ancora Vinitaly 2012 e parlando di tradizione, di territorio, non potevamo non venire in questo stand dove racconta la storia di un territorio, quello di due grandi realtà che hanno deciso di aggregarsi, di andare a costituire una nuova società, perché è importante oggi parlare al mondo con la giusta forza. Giusto, Presidente Corrado Giacomini, che è Presidente di questa nuova realtà Vivo. Sì, Vivo è questa nuova realtà che nasce dalla fusione di Cantine Riunite del Veneto Orientale e dalla cantina di Campo di Pietra. Con questa operazione si sono unite tra di loro ben 9 cantine sociali. Facciamo insieme, lavoriamo insieme 500.000 quintali d'uva, con una produzione di 350.000 ettolitri. Quindi è un'operazione che, come si dice, ha permesso di raggiungere certe economie di scala
Ma non solo questo, cioè è un'operazione la quale punta anche a valorizzare i nostri prodotti, i prodotti veneti sul mercato, attraverso anche la costituzione di una società commerciale e soprattutto l'acquisizione di una azienda di imbottigliamento che è di proprietà al 100% di questa realtà cooperativa. Ecco, grandi volumi ma grandi qualità, grazie a davvero una gamma di DOC e di OCG davvero interessante. Sì, noi abbiamo due DOC GG che sono il Dijon Pramaggiore e abbiamo un DOC GG che è la Menanotte della DOC Piave, però ne abbiamo ancora altre 4, 5, sempre DOC non CG ma DOC denominazione di origine controllate, che fanno parte sia dell'area in particolare del DOC Piave. Allora, io davvero la ringrazio per questa testimonianza che è andata anche un po' più a fondo per capire certe dinamiche economiche. Grazie a lei. Presidente, e complimenti, un grande in bocca al lupo a questa realtà. Noi però ci fermiamo qui per una piccola pausa e poi ancora tra poco Vinitaly 2012. www.cantinedimarca.it. Un nuovo punto di riferimento per tutti i produttori di vino, ricco di news, approfondimenti. www.cantinedimarca.it. Cogliete anche voi l'opportunità di far crescere la visibilità del vostro marchio e dei vostri prodotti. info@cantinedimarca.it. www.cantinedimarca.it. Un nuovo punto di riferimento per tutti i produttori di vino, ricco di news, approfondimenti. www.cantinedimarca.it. Cogliete anche voi l'opportunità di far crescere la visibilità del vostro marchio e dei vostri prodotti. info@cantinedimarca.it. E rientriamo allora in questo studio ideale dedicato al Vinitaly 2012. Parlando di vino non si può parlare di gioia ma anche di grande qualità e professionalità. Per questo siamo ad Astoria ad incontrare, saluto Paolo, ciao Paolo, e Giorgio Polegato ovviamente. 25 anni, un percorso che ha portato i vini Astoria in tutto il mondo, è così Giorgio? Sì, 25 anni vissuti intensamente. Noi abbiamo da sempre dall'inizio ricercato la qualità, però non è stato l'unico obiettivo, ma bensì anche l'aspetto del marketing, del packaging è sempre stato il nostro punto di forza. L'azienda è riconosciuta ormai anche dai nostri competitor per un aspetto appunto dell'attenzione che mettiamo sempre nei nostri prodotti, cercando anche di anticipare quelli che sono i gusti del consumatore. A Paolo, 9.5, oggi si stappa una bottiglia importante che segna un passaggio importante. Sì, oggi si stappa la 1.000.000ª bottiglia, che è un traguardo che abbiamo raggiunto praticamente neanche in 2 anni e per noi è un grandissimo successo perché abbiamo colpito nel segno con un prodotto di grande qualità, bassa gradazione e per un pubblico molto giovane. Quindi... Quali sono i mercati che hanno dato più soddisfazione in questi ultimi anni? Se parliamo in generale, il mercato del Prosecco, a parte la tradizionale Germania, ma il Nord Europa, gli Stati Uniti, il Giappone e anche l'Africa si sta aprendo al vino italiano. Ti ringrazio davvero, grazie a Paolo, grazie a Giorgio, grazie ad Astoria e da questi prodotti che continuano ovviamente a stupirci ma anche a convincerci per qualità. Grazie ancora, un piccolo break con un servizio di cronache e poi ancora Vinitaly 2012, a tra poco. Dal campo alla tavola, questa è la missione di ApoVF, Associazione Produttori Ortofrutticoli Veneto-Friulana. Una missione da perseguire guardando al futuro e investendo nell'alta tecnologia che permette di abbattere la distanza che separa i produttori dai consumatori. Per affrontare la sfida della grande distribuzione, ApoVF ha installato presso la centrale di San Polo di Piave degli impianti di ultima generazione che automatizzano le operazioni di raccolta, lavaggio e imballaggio della frutta. E con questo sistema, questa alta tecnologia, riusciamo a far partecipare il prodotto, entrare qui e nel giro di 3-4 ore è già pronto per i supermercati per la vendita diretta. Dal coltivatore allo scaffale del supermercato in brevissimo tempo, i nuovi impianti di ApoVF permettono anche la lavorazione multipla di prodotti diversi. Possiamo fare in questo impianto in contemporanea più prodotti quali le mele, le pere e le arance per esempio, quindi possiamo sempre lavorare 3 prodotti in contemporanea e quindi un mix di prodotto che serve alla grande distribuzione.
Ne guadagnano le tasche dei produttori grazie ad un cospicuo risparmio sui costi di sistema e ovviamente i consumatori che possono acquistare frutta e verdura nel formato di imballaggio preferito con la massima garanzia di qualità dei prodotti. Noi siamo all'avanguardia, noi diamo garanzia del nostro prodotto al consumatore che è igienicamente a posto, in regola su tutte le cose. Quasi 2.000 aziende agricole associate che lavorano complessivamente 6.000 ettari di terreno, dei quali 4.000 a coltivazione frutticola e 2.000 ad orticola. Con i suoi 5 stabilimenti produttivi, ApoVF si candida al ruolo di azienda leader del settore nel nord-est che guarda al futuro puntando all'innovazione e ai mercati esteri. Noi puntiamo molto sull'estero, ecco perché abbiamo fatto tutte le certificazioni internazionali per essere in regola con tutti i mercati internazionali. Stiamo lavorando in nuovi mercati, soprattutto alla luce di questa crisi che attanaglia questo mondo italiano, questo mondo dei produttori. I produttori non ce la fanno più se vendiamo tutti in Italia, dobbiamo riuscire ad andare fuori. E rientriamo in questo studio ideale ancora Vinitaly 2012, parlando ovviamente di gusti, di sapori. Non si può non andare un po' a ricercare anche dove sta di casa l'innovazione e non potevamo non incontrare Roberto Castagnier, buona giornata, e Riccardo Illy. Siamo testimoni oggi di un nascituro, l'Illy 21. Iniziamo da Roberto Castagnier, Acqua 21 la conosciamo e questo non è un esperimento, è già un dato di fatto. La nostra proposta è per un bere consapevoli ma di qualità. Allora questa idea di fare un cocktail molto sartoriale, partendo da materie prime di alta qualità, un bravo barman, un grande mestiere, per portare poi alla gente un cocktail poco alcolico ma ricco di gusto, con prodotti naturali che danno qualità alla vita. Ecco quindi l'idea di mettere insieme Acqua 21 e un grande espresso come Illy, un grande barman come Leonardo Leuci, un inventore di cocktail, per portare proprio da qui al Vinitaly un'idea nuova per il mercato. Certamente, come si dice, da soli si va veloci, insieme si va più lontano, ed ecco qui che magari questo Illy 21 può andare a scoprire nuovi mercati. Senz'altro è un prodotto da consumare d'estate, è straordinario come aperitivo, dissetante, fresco, poco alcolico, con un mix di aromi straordinari che vengono dal caffè. Il nostro caffè è noto soprattutto per la concentrazione di profumi di aromi, e Acqua 21 come distillato di uva che porta appunto i profumi dell'uva e una quantità di alcol, 21 gradi, quindi moderata. Potremmo definirlo anche un aperitivo intelligente. Questa è la storia di un imprenditore, anzi di due imprenditori. Noi ci fermiamo qui, un servizio di cronache trevigiane e poi ancora tanto Vinitaly dopo questa piccola pausa. La primavera del Prosecco 2012 si presenta dal Vinitaly con delle testimoni di eccezione, le donne. Nello stand espositivo del Consorzio di tutela Conegliano Valdobbiadene DOCG, la manifestazione enoturistica trevigiana, che riunisce da febbraio a giugno 16 mostre del Prosecco, ha lanciato le novità dell'edizione di quest'anno, grazie alla collaborazione della sezione Veneto dell'associazione Le Donne del Vino. Bella e appassionata, l'opitergina Elisa Silvestrin, conduttrice Rai e Miss Cinema 2006, si conferma per la quarta stagione testimonial della rassegna. Il Prosecco si beve dappertutto, il Prosecco Conegliano Valdobbiadene è dappertutto, è buonissimo. Sono davvero molto felice e onorata di essere anche quest'anno testimonial di questa manifestazione che mi tiene legata alla mia terra. Le donne e il vino, un binomio vincente, lo sa bene Giovanni Follador, coordinatore della primavera del Prosecco Superiore. Basta andare a vedere le nostre 16 manifestazioni, i nostri 16 eventi che da febbraio a giugno ci sono nel territorio del Conegliano Valdobbiadene, e voi vedrete dietro ai banchi che servono il vino tante ragazze, tante giovani donne che sono appassionate di questo vino e di questo territorio. L'impegno delle donne, d'altra parte, siano esse enologhe, giornaliste o produttrici, è ben espresso da Nadia Zenato, vicepresidente nazionale dell'associazione Le Donne del Vino. Non facciamo altro che cercare di far conoscere il vino di qualità, la cultura del vino, e credo che quindi ogni produttrice che produce adesso qui oggi il Prosecco non faccia altro che rappresentare il proprio territorio, la propria passione. Innocente Nardi, presidente del Consorzio di tutela Conegliano
Valdobbiadene di OCG fotografa la presenza ormai insostituibile delle donne in ogni aspetto del settore enologico. Il Prosecco superiore comunque è fatto con molte donne alla guida di aziende e alla guida appunto di cantine che producono questo Prosecco superiore Conegliano Valdobbiadene da un lato, dall'altro lato il Prosecco superiore comunque ha un target di consumatori che sono donne. La presenza femminile arricchisce, dunque, e aiuta a sviluppare tutto ciò che è legato al vino, dalla produzione alla comunicazione fino all'ospitalità turistica. E Cronache Trevigiane questa puntata non poteva che terminarla con una presenza autorevole qui allo stand del Consorzio Prosecco DOC, Ministro Catania. Allora, diceva, sono dove c'è il successo. Quella del Prosecco è una bellissima storia di un grande successo enologico. Oggi il Prosecco è il prodotto vincente su tutti i grandi mercati mondiali. Questo naturalmente va a merito dei produttori che hanno lavorato benissimo, non da oggi ma da tanti anni. Ora dobbiamo custodire questo successo e rafforzarlo con una politica lungimirante che deve essere in primo luogo obiettivo del Consorzio. Bisogna avere attenzione ai volumi, ma sempre tenendo bene ferma la barra sulla qualità. Dico pirateria? Pirateria purtroppo sì, c'è pirateria, dove c'è successo c'è tentativo di imitazione. Non si può avere successo senza pagare, come dire, il pedaggio di un rischio di imitazione che qualcuno da qualche parte del mondo può fare. Noi ci impegneremo perché questo non avvenga, ma bisogna soprattutto concentrarsi sulla qualità del prodotto e sul governo dei volumi. Grande soddisfazione Presidente per questa presenza ovviamente qui al Vinitaly 2012. Assolutamente sì, il Ministro ci ha sempre aiutato nelle azioni e anche la sua competenza per quel che riguarda la tutela soprattutto è fondamentale per noi, per cui un grazie e una collaborazione che continuerà sicuramente. Un Vinitaly dedicato ai giovani. È un Vinitaly di consumo consapevole ma piacevole. Certamente, allora ringraziamo Fulvio Brunetta, Presidente del Consorzio Prosecco DOC, bellissima questa presenza del Ministro Catania qui a Vinitaly 2012, siamo arrivati alle conclusioni ma vi ricordiamo che anche la prossima puntata sarà registrata e parlerà di questo Vinitaly. Alla prossima! Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo ApoVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group.